benvenuti alla TG Sicilia e buon primo maggio. Le principali notizie. Da Palermo, corteo a Portella della Ginestra per la festa dei lavoratori e per commemorare le vittime della strage del 1° maggio del 47. Obiettivi dei sindacati, lavoro dignitoso, occupazione stabile, diritti. Palermo violenta, un uomo ferito a una gamba a colpi d'arma da fuoco davanti a una macelleria nella zona dei cantieri navali. Nelle ore precedenti, poco distante, raffiche di proiettili contro abitazioni e un'auto. Voragine sul lungomare di Trapani, sprofonda come vedete un mezzo per la pulizia, paura in Viale delle Sirene, nessun ferito ma scoppia la polemica. La flottiglia Propal fatta sbarcare a Creta, al nostro TG, i genitori di Dario Chiantello, attivista filo-palestinese di Belpasso, che era a bordo di una delle imbarcazioni bloccate dagli israeliani. 1° maggio il maltempo non scoraggia i catanesi, boschetto della playa affollato, immancabili i piatti tipici, non solo della nostra tavola, dalla parmigiana alla pasta al forno, le polpette e pure i tiramisù, poi le cronache della mattinata a Mondello e a Siracusa. Cinema, nel seguito del Diavolo veste Prada, anche 2 siciliani, Paolo Longhitano e Federico Tomaselli, creatori di gioielli a Taormina, raccontano la loro avventura sul set di Hollywood con Meryl Streep, Anne Hathaway e le star del look. Calcio, penultima giornata di campionato di Serie B, alle 15 il Palermo riceve il Catanzaro in una sfida che potrebbe riproporsi anche nei play-off. Ampio turnover per Inzaghi. Missione Serie B per il Catania che attende il sorteggio del 14 per conoscere il suo avversario. Intanto Toscano spera di recuperare gli infortunati in vista della lotteria dei play-off. Bentrovati, lavoro dignitoso, occupazione stabile, i diritti sono gli obiettivi della manifestazione del 1° maggio dei sindacati e della politica che si sono dati appuntamento a Portella della Ginestra, che è un luogo simbolo della memoria e delle lotte del lavoro. Luca Ciliberti. Di lavoro si muore ed è questo il messaggio chiaro che arriva anche quest'anno da Portella della Ginestra, nuovo simbolo scelto dai sindacati e dalla politica per celebrare la festa dei lavoratori e commemorare le 11 vittime della strage del 1° maggio del 1947. Anche oggi, il 1° maggio, ci tocca registrare l'inerzia di questo governo. Nell'ultimo decreto che hanno sbanderato come un decreto per la festa dei lavoratori non c'è nulla per i morti di lavoro, ma soprattutto non c'è nulla per le vittime di lavoro. Anche quest'anno festeggiamo la festa del lavoro qua a Portella della Ginestra, con la Sicilia purtroppo fanalino di coda in tutte le classifiche, nelle classifiche dell'occupazione, nelle classifiche della carenza di ispettori del lavoro, nell'occupazione femminile che continua a essere tra le più basse d'Europa. In mattinata nel cimitero di Piana degli Albanesi è stata deposta una corona di fiori. Subito dopo lavoratori, cittadini e amministratori locali si sono radunati davanti alla Casa del Popolo di Piana degli Albanesi, da dove è partito il corteo. Essere qui in una terra che ha grande bisogno di politiche per lo sviluppo, la crescita, ma anche per un lavoro che consenta soprattutto alle giovani generazioni il diritto a restare, è un impegno che vede il Partito Democratico in prima linea. I numeri del lavoro inchiodano la Sicilia, sono 16 morti dall'inizio dell'anno, dilaga il lavoro nero, i salari da fame. Il 34% dei lavoratori siciliani, secondo i dati della CGIL, non supera i 10.000 euro lordi l'anno. Siamo qui soprattutto per rivendicare che si rimetta al centro dell'agenda politica del Paese il tema del lavoro, il tema della sua qualità e il tema della sua dignità. E poi le piaghe, disoccupazione al 50%, la precarietà, il gap di genere e la fuga dei giovani, tutti fattori che impoveriscono e continuano a svuotare l'isola. Le altre notizie: Palermo violenta, una nuova sparatoria, questa volta in via Montalbo. Un uomo è stato ferito a una gamba. L'episodio forse è legato a un'altra raffica di proiettili delle ore precedenti. Tonino De Mana.
E ancora un giallo, la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Palermo con un uomo di 37 anni, Danilo Dignoti, che si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale civico con una ferita d'arma da fuoco alla coscia. Il grave fatto di sangue si è verificato davanti ad una macelleria in via Montalbo, nella zona dei cantieri navali. Non è in gravi condizioni. Per ricostruire la dinamica, gli uomini della squadra mobile e quelli della scientifica hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e in particolare quelle piazzate davanti ai negozi di via Montalbo. Ho sentito 3 colpi di pistola, sembravano botti di Capodanno, ha riferito una donna che abita nel quartiere. Secondo i primi accertamenti, la sparatoria sarebbe collegata ad un altro episodio violento accaduto la notte precedente, poco distante, in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi 30 colpi d'arma da fuoco contro alcune abitazioni ed un'auto. Sempre la scorsa notte, ma non ci sarebbe alcun nesso con gli altri 2 fatti, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati allo Zen 2 nella zona di via Pensabene contro un'auto parcheggiata. A Trapani sprofonda il lungomare e inghiotte una spazzatrice, illeso per fortuna il conducente, ma è bufera sui social e non solo. Ancora Torino De Mana. Inghiottito da un'enorme voragine con le spazzole all'aria e incastrato nel cemento. Il 1° maggio a Trapani è un concentrato di stupore e polemiche, con un mezzo della pulizia delle strade finito letteralmente in buca a causa dell'improvviso cedimento di un tratto del Viale delle Sirene, luogo centrale simbolico della città, affacciato sul mare e quotidianamente frequentato da residenti e turisti. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento dell'asfalto si è verificato in pochi istanti, sorprendendo l'operatore alla guida del veicolo che, a parte lo spavento, non ha subito però conseguenze fisiche. Un singolare incidente sul lavoro che ha suscitato preoccupazione e curiosità, tanto che per una volta gli obiettivi delle fotocamere sono stati rivolti tutti alla povera spazzatrice e non alle bellezze del litorale trapanese. Oltre all'indignazione via social non mancano le polemiche. Il consigliere comunale d'opposizione Maurizio Miceli parla di vergogna pubblica. Questa non è una buca, ha detto, ma il simbolo del fallimento di chi governa. Poteva esserci chiunque, un passante, un bambino. Oggi è andata bene, ma domani? Miceli rincara la dose e chiede le dimissioni del sindaco Tranchida. Per la cronaca sembra che la voragine sia stata causata dall'erosione, da qui la necessità di un monitoraggio di tutto il lungomare. Sbarcati a Creta gli attivisti della flottiglia Propal diretti a Gaza e bloccati dagli israeliani. Tra loro c'è anche un giovane di Belpasso, Luca Siliberti. Blitz della marina israeliana contro la flottiglia a largo di Creta, a 600 miglia dalle coste di Gaza. Intercettate 21 delle 58 imbarcazioni, arrestati 175 attivisti, tra i quali 23 italiani, prima trasferiti su una nave militare, poi sbarcati in Grecia dopo le proteste internazionali. Tra gli italiani a bordo c'era anche un attivista di Belpasso, Dario Alfredo Chiantello. Abbiamo sentito i genitori. Le notizie che abbiamo sono che l'hanno sbarcato a Creta. E li hanno imbarcato su 4 autobus di tutti, il resto non sappiamo niente, abbiamo parlato col controllato, ci hanno detto solo questo. Ma voi con lui vi siete sentiti? No, io mi sono sentito davanti ieri sera alle 10, dopodiché alle 4 di mattina, perché ho guardato sempre i messaggi, non rispondeva più. Cioè, ho capito già alle 4 di mattina che c'era qualche problema. Per esprimere solidarietà agli attivisti della flottiglia, da nord a sud Italia nel pomeriggio di ieri è partita una mobilitazione spontanea nelle piazze. Pensavamo che potessero, non sconfinare sulle acque internazionali e andare a fare quello che è stato un vero e proprio assalto da pirata, che ha visto il sequestro di 175 attivisti partiti dalle nostre coste pochi giorni fa. Cambiamo argomento, eccoci a Catania, spiagge deserte in questo 1° maggio, il maltempo però non scoraggia i catanesi che hanno preso d'assalto il boschetto della Playa. Emanuela Corsi. È un 1° maggio che sa di autunno a Catania, dove il cielo nuvoloso e il calo delle temperature hanno modificato i programmi di tanti catanesi in questo giorno di festa. Un po' ci ha deluso sinceramente, perché la zona era Marzamemi che volevamo andare, solo ci accontentiamo di Catania. Se c'era una bella giornata facciamo il bagno sicuramente. Nessuna giornata al mare e spiagge deserte, ma non si rinuncia lo stesso a trascorrere la giornata fuori. Passeggiare, correre e tornare a piedi fino alla barriera. Il boschetto della Playa viene preso d'assalto da tanti catanesi che arrivano con borsoni e buste per un pranzo all'aperto. Stiamo un po' in compagnia, stiamo qua insieme, passiamo del tempo, mangiamo e ci cerchiamo di divertirci.
Quindi vi siete organizzati all'ultimo momento? Sì, all'ultimo momento. E vabbè, l'importante è stare in compagnia, no? Divertirci più che altro, passare una bella giornata. Immancabili i piatti tipici della tradizione. La parmigiana ovviamente. Chi l'ha fatta? Ovviamente. Lei è il re della parmigiana? No, lei, io. Tu? No, lei, io. Ma la melanzana va arrostita o fritta? Fritta, rigorosamente fritta. Ma quante valigie ci avete di roba? Tante. Allora, pasta fredda. Pasta fredda con che cosa? Pomodorini? Pomodorini, mozzarella. Questo è semplice, l'altra invece con yuste, mais, sempre pomodoro. Ci teniamo leggeri oggi. Sì, ok. Siamo a dieta. Cosa c'è in questa busta oggi? Allora, facciamo vedere. Andiamo. E mentre si pensa al cibo, guai a parlare di lavoro. Ma ti hanno invitato per cantare o per mangiare? No, per mangiare. Oggi si mangia, non si canta. Vai. Buon appetito. A Palermo invece questo 1° maggio segna anche l'inizio della stagione balneare. Cittadini e turisti si sono riversati a Mondello, dove però ancora, per quanto riguarda la gestione della spiaggia, regna l'incertezza. Manlio Viola. 1° maggio, prima giornata dedicata al mare per i palermitani che storicamente scelgono di trascorrere questo genere di feste fra Pasquetta, 25 aprile e appunto 1° maggio con scampagnate al mare. Da quando è in vigore il divieto di picnic nel Parco della Favorita, la destinazione preferita dei palermitani che non si avventurano in una gita fuori porta quasi sempre condita da lunghe code in autostrada è proprio la spiaggia di Mondello. E così è anche oggi con migliaia di palermitani e di turisti di cui la città è piena, riversatisi sul lungomare e in spiaggia. Ma stavolta, dopo ben 116 anni, Mondello è sprovvista di servizi. La società immobiliare italo-belga che li gestiva da oltre un secolo è stata estromessa con un provvedimento della regione che attualmente è sospeso per decisione del CGA, ma pur potendo nessuno inizierà a montare lidi e servizi veri fino a quando la giustizia amministrativa non si pronuncerà definitivamente il prossimo 14 maggio. In questo clima di polemica e di incertezza è scattato da oggi il nuovo piano del comune per la spiaggia e per l'intera borgata. Una novità assoluta, visto che l'amministrazione non ha mai dovuto occuparsi di tutto ciò, essendo l'intera area sabbiosa nella responsabilità della italo-belga. Così quella di oggi è una giornata di test. Nuove boe poste in mare, nuova segnaletica lungo la passeggiata che costeggia la spiaggia, ma ancora nessun servizio di salvataggio. Servizio straordinario di polizia e pattuglie di municipale per l'ordine pubblico, attendendo di capire cosa accadrà da giugno. A Siracusa, ponte del 1° maggio tra storia e natura. Boom di visitatori al parco archeologico della Neapolis. Tra turisti italiani e stranieri, tra le meraviglie più fotografate, più riprese al telefonino, c'è il teatro greco. Francesco Aloi. Abbiamo scelto questa località per festeggiare il 1° maggio e per stare tutti insieme, siamo un gruppo di Allianz. C'è chi approfitta del ponte del 1° maggio per scoprire il parco della Neapolis. La prima volta che siamo qua siamo passati a vedere questo parco comunque storico, ci sta piacendo, quindi bello. Più di 20 ettari nel cuore di Siracusa, in uno dei quartieri della storica Pentapoli. L'occhio dei turisti cade qui, sul teatro greco, già pronto per l'inizio delle rappresentazioni classiche. Purtroppo tanti turisti restano delusi perché il teatro è in parte coperto di legno per farlo più comodo ai spettatori. Mi piacerebbe tantissimo e adesso probabilmente lo faremo per notare, per venire ritornare e vedere magari l'Iliade, chi lo sa. Il 1° maggio non è come il 25 aprile, almeno dal punto di vista meteo. Nuvole e vento in gran parte della Sicilia, ma alla gita fuori porta non si rinuncia. Abbiamo deciso di festeggiare il 1° maggio in onore dei lavoratori facendo un bel giro nella Grecia antica. A 2 passi dal traffico della città c'è tutto questo. Qualcuno lo chiama paradiso terrestre. Tra storia e natura è uno dei siti più amati e visitati dai turisti, ma anche dai siracusani. Meraviglia davvero. Tutt'altra area invece in provincia di Agrigento, dove la crisi dell'acqua è entrata in una fase decisiva. Gli autotrasportatori, quelli che portano l'acqua con le autobotti, hanno rotto il silenzio e hanno lanciato un ultimatum ad AICA, che è l'azienda idrica locale, in vista di una scadenza, il 9 maggio. Senza certezze sulle loro richieste, decideranno lo stop a servizio e ci saranno migliaia di utenze a secco. Questo è il rischio. Davide Sardo.
La tregua è finita e adesso il rischio è concreto. Cisterne vuote e rubinetti a secco. Gli autotrasportatori di acqua potabile della provincia di Agrigento rompono il silenzio e lanciano l'allarme. Servono ogni giorno città come Agrigento, Canicattì, Favara, Sciacca e Licata e parlano di una situazione ormai al limite. Al centro dello scontro la scadenza della convenzione con AICA fissata per il 9 maggio. Una data che preoccupa e che potrebbe cambiare tutto. Gli adobottisti rivendicano il loro ruolo. Per anni hanno garantito acqua a famiglie, scuole e ospedali, anche nei momenti più difficili, sempre presenti anche quando i pagamenti tardavano, e con una ferita ancora aperta, i debiti mai saldati lasciati da Girgenti Acque. Oggi però cresce la tensione. Denunciano mancanza di chiarezza sulle nuove condizioni del servizio. AICA annuncia la chiusura dei punti di carico per chi non aderisce al nuovo elenco, ma dicono senza spiegare come e a quali condizioni lavorare. Il timore è forte, perdere autonomia e diritti senza garanzie. E allora parte l'ultimatum. Gli autotrasportatori chiedono trasparenza per scegliere liberamente, anche a costo di fermarsi. Uno scenario pesante perché senza autobotti migliaia di famiglie rischiano di rimanere senza acqua. Cinema da Taormina a Hollywood. Nel seguito del film Il diavolo veste Prada, che ha già un grossissimo successo, anche due siciliani di talento, i creatori di gioielli Paolo Longhitano e Federico Tomaselli, che hanno conquistato il Gotha della moda interpretando se stessi nel film culto con Meryl Streep, Anne Hathaway e tutte le star del look. Eva Spampinato. Per caso ho un'allucinazione? Ciao Emily, anche tu la conosci? È il sequel più atteso degli ultimi 20 anni. Il diavolo veste Prada torna a far sognare milioni di appassionati di moda, design, lusso, storie da copertina. Ma ci sono due giovani siciliani che quel sogno lo hanno vissuto da vicino. Anzi, ci sono entrati con tutti i vestiti, vintage ovviamente. Arriva Donatella Versace e ti abbraccia e ti dice Paolo, ciao, come stai? Tra moda, destino e creatività, la storia del designer di gioielli Paolo Longhitano e di Federico Tomaselli brilla come l'alta gioielleria siciliana, scelta per arricchire i già meravigliosi look del film. Da quel momento che ricevetti la mail da parte di Molly Rogers che richiedeva i miei gioielli, è stato un viaggio repentino, immediato, da Taormina a Catania per finire a New York. Come facevano tantissimi anni fa, ci portiamo i gioielli con noi e andiamo a New York. E poi il colpo di scena, degno di un finale couture. Una cena a Milano si trasforma in un cameo. Insieme a Paolo entra sul set anche Federico. Ed è stato secondo me meraviglioso, abbiamo portato la bella Sicilia che c'è dentro. Avete interpretato voi stessi, il designer e l'assistente, proprio come nella vita reale. Come nella vita reale. Finiamo in questa scena dove c'è Emily Blunt, Anne Hathaway, ma soprattutto Donatella Versace. Contiamo quando è arrivata Donatella Versace dentro il ristorante, cosa ti ha detto? Sì, ci siamo abbracciati perché io aprì questa mia giacca che indossavo durante la scena di Gianni Versace, un vintage. Questo è surreale, chi è? Molti ovviamente non mi conoscono e quindi sono un attimo rimasti lì sbalorditi. La storia di Paolo e Federico che vivono tra Taormina e Catania intreccia radici siciliane e orizzonti globali. Non cambierò le radici, cercherò se possibile di abitare sempre qui, ma ovviamente creando le mie ramificazioni del business nel mondo come adesso sono attive. Complimenti anche per queste belle parole da Paolo Longhitano e Federico Tomaselli. Adesso è il momento della nostra pausa, dopo il calcio con il Palermo, tra poco in campo al Barbera contro il Catanzaro. State con noi, vi aspetto. Calcio alle 15, Palermo in campo al Barbera contro il Catanzaro, ampio turnover da parte dei due allenatori, sia i rosanero che i calabresi ormai hanno consolidato le proprie posizioni in classifica. Marco Gullà. Per la classifica conta poco, ma sicuramente la sfida di oggi del Barbera rappresenta un primo step verso i play-off. Palermo e Catanzaro infatti non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma sia Inzaghi che Aquilani faranno le prove generali in vista degli spareggi. E chissà se proprio Palermo e Catanzaro non torneranno a sfidarsi in semifinale play-off. Alla vigilia del match non ha parlato Pippo Inzaghi a causa di una raucedine, ha preso la parola il vice Maurizio D'Angelo. Il mister è stato molto chiaro con la squadra.
non vuole nessuna gestione di queste gare, anche perché la gestione ci porta ad arrivare ai playoff non nel modo ideale. Chi giocherà domani saranno chi ci darà la maggiore garanzia per fare una grande prestazione. Noi abbiamo voglia di terminare questo campionato davanti ai nostri tifosi, che saranno più di 26.000 anche domani, e quindi siamo consci delle responsabilità che abbiamo davanti a queste dimostrazioni di affetto. Ampio turnover per oggi, il Palermo potrebbe scendere in campo così, con Joronen tra i pali, Magnani, Bagni e Veroli in difesa, Pirozzi, Giovane, Ranocchia e Rui Modesto a centrocampo, Gyasi e Jonsen sulla tre quarti, alle spalle di Poyampalo, che poi potrebbe rifiatare la prossima settimana. Si va verso i 30.000 spettatori, fischio d'inizio alle 15. Verso i play-off il Catania attende il sorteggio del 14 per conoscere il suo avversario. Intanto spera di recuperare alcune pedine importanti. Tonino De Mana. Il 14 maggio il Catania conoscerà il suo avversario, il 17 lo affronterà in trasferta. 3 giorni dopo lo riceverà al Massimino con l'obiettivo di passare il turno per alimentare il sogno promozione. Nell'attesa il tecnico Mimmo Toscano spera che l'infermeria si svuoti il più possibile per avere più frecce all'arco in vista della lotteria dei playoff. 3 settimane separano i rossazzurri dagli spareggi e c'è chi scalpita per ritrovare un'ottimale condizione di forma. È il caso di Cicerelli che dopo un lungo stop per infortunio cercherà di farsi trovare pronto, consegnando a Toscano un elemento di sicuro affidamento sulla tre quarti. Un altro giocatore da recuperare è sicuramente Casasola, fermo ai box per un problema al bicipite femorale. L'argentino sta lavorando con cautela, seguito dallo staff medico. Il suo ritorno, l'obiettivo è il 20 maggio, sarà fondamentale per dare dinamismo alle fasce. Sulla via del pieno recupero sono invece Donnarumma e Miceli, che hanno saltato la trasferta di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 solo per precauzione. Tempi più lunghi per Corbari, atteso in campo per le eventuali semifinali, e Rolfini, quest'ultimo in fase di lenta ripresa. Da valutare infine le condizioni di Lunetta, jolly prezioso e capace di mettere a referto ben 9 reti. Il Catania, secondo in classifica, come detto, inizierà dal secondo turno della fase nazionale. Da testa di serie la squadra etnea non potrà affrontare le seconde classificate degli altri gironi, Union Brescia e Ascoli, né la migliore terza in Ravenna, se supererà il primo turno nazionale, in alternativa Salernitana e Renate. Per approdare in semifinale basteranno 2 pareggi o una vittoria ed una sconfitta con identica differenza reti, visto che il Catania potrà contare sull'indubbio vantaggio del miglior piazzamento nella stagione regolare. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e ancora buon 1° maggio. Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. 1° maggio a Portella della Ginestra, il corteo per la festa dei lavoratori che commemora le vittime della strage del 1° maggio del 47. Obiettivi dei sindacati: lavoro dignitoso, occupazione stabile e diritti. Il 1° maggio è anche una giornata di festa, ma nel catanese è stata bagnata dalla pioggia, Boschetto della Playa affollato, immancabili piatti tipici non solo della nostra tavola, dalla parmigiana alla pasta al forno, le polpette pure i tiramisù, poi le cronache della mattinata a Mondello e a Siracusa. La flottiglia Pro-Pal fatta sbarcare a Creta. Al nostro TG i genitori di Dario Chiantello, l'attivista filo-palestinese di Belpasso, che era a bordo di una delle imbarcazioni sequestrate dagli israeliani. Palermo violenta, un uomo ferito a una gamba a colpi d'arma da fuoco davanti a una macelleria nella zona dei cantieri navali. Nelle ore precedenti, poco distante, raffiche di proiettili contro alcune abitazioni e un'auto. A Catania una badante infedele rubava in casa dell'anziana assistita oro, gioielli, orologi e non contenta era riuscita a rubare anche le chiavi di casa della figlia e a fare incetta di gioielli, anche lì denunciata. Voragine sul lungomare di Trapani, sprofonda in un mezzo della pulizia, paura in Viale delle Sirene, nessun ferito ma scoppia la polemica.
Calcio, il Palermo chiude la stagione casalinga con una vittoria, ha battuto 3-2 il Catanzaro, 3 punti che in termini di classifica contano poco ma portano entusiasmo. I rosanera concluderanno la regular season venerdì a Venezia. Ancora il calcio, missione Serie B per il Catania che attende il sorteggio del 14 maggio per conoscere il suo avversario. Intanto Toscano spera di recuperare gli infortunati in vista della lotteria dei play-off. Bentrovati, lavoro dignitoso, occupazione stabile e diritti al centro della manifestazione del 1° maggio dei sindacati e della politica a Portella della Ginestra, luogo simbolo della memoria e delle lotte del lavoro in Sicilia. Sentiamo Luca Ciliberti. Di lavoro si muore ed è questo il messaggio chiaro che arriva anche quest'anno da Portella della Ginestra, luogo simbolo scelto dai sindacati e dalla politica per celebrare la festa dei lavoratori e commemorare le 11 vittime della strage del 1° maggio del 1947. Anche oggi, il 1° maggio, ci tocca registrare l'inerzia di questo governo. Nell'ultimo decreto che hanno sbanderato come un decreto per la festa dei lavoratori non c'è nulla per i morti di lavoro, ma soprattutto non c'è nulla per le vittime di lavoro. Anche quest'anno festeggiamo la festa del lavoro qua a Portella della Ginestra con la Sicilia purtroppo fanalino di coda in tutte le classifiche, nelle classifiche dell'occupazione, nelle classifiche della carenza di ispettori del lavoro, nell'occupazione femminile che continua a essere tra le più basse d'Europa. In mattinata nel cimitero di Piana degli Albanesi è stata deposta una corona di fiori, subito dopo lavoratori, cittadini e amministratori locali si sono radunati davanti alla Casa del Popolo di Piana degli Albanesi, da dove è partito il corteo. Essere qui in una terra che ha grande bisogno di politiche per lo sviluppo, la crescita, ma anche per un lavoro che consenta soprattutto alle giovani generazioni il diritto a restare, è un impegno che vede il Partito Democratico in prima linea. I numeri del lavoro inchiodano la Sicilia, sono 16 morti dall'inizio dell'anno, dilaga il lavoro nero e i salari da fame. Il 34% dei lavoratori siciliani, secondo i dati della CGIL, non supera i 10.000 euro lordi l'anno. Siamo qui soprattutto per rivendicare che si rimetta al centro dell'agenda politica del Paese il tema del lavoro, il tema della sua qualità e il tema della sua dignità. E poi le piaghe, disoccupazione al 50%, la precarietà, il gap di genere e la fuga dei giovani, tutti i fattori che impoveriscono e continuano a svuotare l'isola. A Catania spiagge deserte in questo 1° maggio, il maltempo però non scoraggia i catanesi che hanno preso d'assalto il boschetto della Playa per un picnic con i piatti tipici della tradizione, come ci racconta Emanuela Corsi. È un 1° maggio che sa di autunno a Catania, dove il cielo nuvoloso e il calo delle temperature hanno modificato i programmi di tanti catanesi in questo giorno di festa. Un po' ci ha deluso sinceramente, perché la zona era Marzamemi che volevamo andare, solo ci accontentiamo di Catania. Se c'è una bella giornata facciamo il bagno sicuramente. Nessuna giornata al mare e spiagge deserte, ma non si rinuncia lo stesso a trascorrere la giornata fuori. Festeggiare, correre e tornare a piedi fino alla barriera. Il boschetto della Playa viene preso d'assalto da tanti catanesi che arrivano con borsoni e buste per un pranzo all'aperto. Stiamo un po' in compagnia, stiamo qua insieme, passiamo del tempo, mangiamo e ci cerchiamo di divertirci. Quindi vi siete organizzati all'ultimo momento? Sì, all'ultimo momento. Vabbè, l'importante è stare in compagnia. Divertirci più che altro, passare una bella giornata. Immancabili i piatti tipici della tradizione. La parmigiana ovviamente. Chi l'ha fatta? Ovviamente. Lei è il re della parmigiana. No, io. Tu? No, lei, io. Ma la melanzana va arrostita o fritta? Fritta, rigorosamente fritta. Ma quante valigie ci avete di roba? Tante. Allora, pasta fredda. Pasta fredda con che cosa? Pomodorini? Pomodorini, mozzarella. Questo è semplice, l'altra invece con yuste, mais, sempre pomodoro. Ci teniamo leggeri oggi. Sì, ok. Siamo a dieta. Cosa c'è in questa busta oggi? Allora, facciamo vedere. Andiamo. E mentre si pensa al cibo, guai a parlare di lavoro. Ma ti hanno invitato per cantare o per mangiare? No, per mangiare. Oggi si mangia, non si canta. Sicilia. A Siracusa invece 1° maggio tra storia e natura, boom di visitatori al parco archeologico della Neapolis, tra le meraviglie più filmate dai cellulari dei turisti ovviamente italiani e stranieri c'è il Teatro Greco. Francesco Loi.
Abbiamo scelto questa località per festeggiare il 1° maggio e per stare tutti insieme, siamo un gruppo di Allianz. C'è chi approfitta del ponte del 1° maggio per scoprire il parco della Neapolis. La prima volta che siamo qua siamo passati a vedere questo parco comunque storico, ci sta piacendo, quindi bello. Più di 20 ettari nel cuore di Siracusa, in uno dei quartieri della storica Pentapoli. L'occhio dei turisti cade qui, sul Teatro Greco, già pronto per l'inizio delle rappresentazioni classiche. Purtroppo tanti turisti restano delusi perché il teatro è in parte coperto di legno per farlo più comodo ai spettatori. Mi piacerebbe tantissimo e adesso probabilmente lo faremo per notare, per ritornare e vedere magari l'Iliade, chi lo sa. Il 1° maggio non è come il 25 aprile, almeno dal punto di vista meteo. Nuvole e vento in gran parte della Sicilia, ma alla gita fuori porta non si rinuncia. Abbiamo deciso di festeggiare il 1° maggio in onore dei lavoratori facendo un bel giro nella Grecia antica. A 2 passi dal traffico della città c'è tutto questo. Qualcuno lo chiama paradiso terrestre. Tra storia e natura è uno dei siti più amati e visitati dai turisti, ma anche dai siracusani. Ci spostiamo a Palermo, dove invece il tempo è stato più clemente e ha concesso in questo 1° maggio l'inizio, l'apertura della stagione balneare. Mondello, la spiaggia di Mondello presa d'assalto, rimane però l'incertezza su chi si curerà della spiaggia. Manlio Viola. 1° maggio, prima giornata dedicata al mare per i palermitani che storicamente scelgono di trascorrere questo genere di feste fra Pasquetta, 25 aprile e appunto 1° maggio con scampagnate al mare. Da quando è in vigore il divieto di picnic nel Parco della Favorita, la destinazione preferita dei palermitani che non si avventurano in una gita fuori porta quasi sempre condita da lunghe code in autostrada è proprio la spiaggia di Mondello. E così è anche oggi con migliaia di palermitani e di turisti di cui la città è piena, riversatisi sul lungomare e in spiaggia, ma stavolta dopo ben 116 anni Mondello è sprovvista di servizi. La società immobiliare italo-belga che li gestiva da oltre un secolo è stata estromessa con un provvedimento della regione che attualmente è sospeso per decisione del CGA, ma pur potendo nessuno inizierà a montare lidi e servizi veri fino a quando la giustizia amministrativa non si pronuncerà definitivamente il prossimo 14 maggio. In questo clima di polemica e di incertezza è scattato da oggi il nuovo piano del comune per la spiaggia e per l'intera borgata. Una novità assoluta, visto che l'amministrazione non ha mai dovuto occuparsi di tutto ciò, essendo l'intera area sabbiosa nella responsabilità della italo-belga. Così quella di oggi è una giornata di test. Nuove boe poste in mare, nuova segnaletica lungo la passeggiata che costeggia la spiaggia, ma ancora nessun servizio di salvataggio. Servizio straordinario di polizia e pattuglie di municipale per l'ordine pubblico, attendendo di capire cosa accadrà da giugno. Sbarcati a Creta gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza e bloccati dall'esercito israeliano. Tra loro anche un giovane di Belpasso. Ci racconta tutto Luca Ciliberti. Blitz della marina israeliana contro la flottiglia a largo di Creta, a 600 miglia dalle coste di Gaza. Intercettate 21 delle 58 imbarcazioni, arrestati 175 attivisti, tra i quali 23 italiani, prima trasferiti su una nave militare, poi sbarcati in Grecia dopo le proteste internazionali. Tra gli italiani a bordo c'era anche un attivista di Belpasso, Dario Alfredo Chiantello. Abbiamo sentito i genitori. Le notizie che abbiamo sono che l'hanno sbarcato a Creta. E li hanno imbarcato su 4 autobus di tutti, il resto non sappiamo niente, abbiamo parlato col consolato, ci hanno detto solo questo. Ma voi con lui vi siete sentiti? No, io mi sono sentito davanti ieri sera alle 10, dopodiché alle 4 di mattina, perché ho guardato sempre i messaggi, non rispondeva più. Cioè, ho capito già alle 4 di mattina che c'era qualche problema. Per esprimere solidarietà agli attivisti della flottiglia, da nord a sud Italia nel pomeriggio di ieri è partita una mobilitazione spontanea nelle piazze. Pensavamo che potessero non sconfinare sulle acque internazionali e andare a fare quello che è stato un vero e proprio assalto da pirata, che ha visto il sequestro di 175 attivisti partiti dalle nostre coste pochi giorni fa. Palermo violenta, sparatoria in via Montalbo, un uomo è rimasto ferito ad una gamba davanti a una macelleria nella zona dei cantieri navali. L'episodio forse legato alle raffiche contro abitazioni e auto delle precedenti ore. Tonino De Mano.
E ancora un giallo, la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Palermo con un uomo di 37 anni, Danilo Dignoti, che si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale civico con una ferita d'arma da fuoco alla coscia. Il grave fatto di sangue si è verificato davanti ad una macelleria in via Montalbo, nella zona dei cantieri navali. Non è in gravi condizioni. Per ricostruire la dinamica, gli uomini della squadra mobile e quelli della scientifica hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e in particolare quelle piazzate davanti ai negozi di via Montalbo. Ho sentito 3 colpi di pistola, sembravano botti di Capodanno, ha riferito una donna che abita nel quartiere. Secondo i primi accertamenti, la sparatoria sarebbe collegata ad un altro episodio violento accaduto la notte precedente, poco distante, in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi 30 colpi d'arma da fuoco contro alcune abitazioni ed un'auto. Sempre la scorsa notte, ma non ci sarebbe alcun nesso con gli altri 2 fatti, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati allo Zen 2 nella zona di via Pensabene contro un'auto parcheggiata. A Catania, in via Capopassero, un pusher è stato arrestato mentre stava spacciando droga davanti a un condominio. L'uomo, un 54enne pregiudicato catanese, alla vista degli agenti di polizia ha gettato via una bustina bianca che aveva in mano e ha cercato rifugio all'interno del palazzo. Ma i cani antidroga hanno fiutato l'involucro con all'interno cocaina e marijuana. Una insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, Siracusa, si trova ai domiciliari con l'accusa grave di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un minore. Il provvedimento eseguito dalla polizia è stato emesso dalla GIP di Siracusa su richiesta della procura. L'attività investigativa è scattata dopo alcune segnalazioni su episodi di maltrattamento nei confronti appunto della vittima. Andiamo a Catania adesso perché una badante ruba in casa ad una anziana. È stata individuata e denunciata dalla polizia. Era da anni al servizio della donna, ma nel frattempo aveva rubato tutto l'oro, i gioielli, gli orologi, anche in casa della figlia. Orazio Longo. Da anni accudiva un'anziana come badante, una donna di cui fidarsi, una di famiglia, se non fosse che la donna, incensurata di 46 anni, badava talmente bene all'anziana signora da alleggerirla anche dei preziosi che questa teneva in casa. Le indagini condotte dagli agenti di Borgogna a Catania sono scaturite dalla denuncia presentata dai figli della donna, dopo aver notato nel tempo la mancanza di diversi oggetti custoditi nella casa della loro madre. I poliziotti hanno accertato che la badante, approfittando della fiducia e della libertà di azione che aveva, era riuscita a impossessarsi di svariati beni dell'anziana, tra cui monili in oro e argento, brillanti, orologi, per un valore di diverse migliaia di euro. La badante infedele aveva agito sapendo di potersi muovere nelle stanze dell'appartamento senza particolari difficoltà, lavorando all'interno della casa quotidianamente. In un'occasione, dopo aver sottratto le copie delle chiavi di casa della figlia dell'anziana, era riuscita a intrufolarsi dentro l'abitazione, facendo anche in questo caso razzia di tutto ciò che aveva voluto. Perquisita la casa della badante, è stata ritrovata gran parte dell'area furtiva, nascosta in un comodo della stanza da letto. L'intero bottino è stato recuperato, mentre la badante è stata deferita all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. A Trapani adesso, dove sprofonda il lungomare, è in ghiotte una spazzatrice del comune. Illeso il conducente, ma è bufera sui social e non solo, chiedono le dimissioni del sindaco Tranchida. Sentiamo Tonino De Mano. Inghiottito da un'enorme voragine con le spazzole all'aria e incastrato nel cemento. Il 1° maggio a Trapani è un concentrato di stupore e polemiche, con un mezzo della pulizia delle strade finito letteralmente in buca a causa dell'improvviso cedimento di un tratto del Viale delle Sirene, luogo centrale simbolico della città, affacciato sul mare e quotidianamente frequentato da residenti e turisti. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento dell'asfalto si è verificato in pochi istanti, sorprendendo l'operatore alla guida del veicolo che, a parte lo spavento, non ha subito però conseguenze fisiche. Un singolare incidente sul lavoro che ha suscitato preoccupazione e curiosità, tanto che per una volta gli obiettivi delle fotocamere sono stati rivolti tutti alla povera spazzatrice e non alle bellezze del litorale trapanese. Oltre all'indignazione via social non mancano le polemiche. Il consigliere comunale d'opposizione Maurizio Miceli parla di vergogna pubblica. Questa non è una buca, ha detto, ma il simbolo del fallimento di chi governa. Poteva esserci chiunque, un passante, un bambino. Oggi è andata bene, ma domani? Miceli rincara la dose e chiede le dimissioni del sindaco Tranchida. Per la cronaca sembra che la voragine sia stata causata dall'erosione, da qui la necessità di un monitoraggio di tutto il lungomare.
La crisi dell'acqua adesso in provincia di Agrigento. I trasportatori delle autobotti in vertenza con l'AICA, l'azienda idrica, lanciano un ultimatum: nuove condizioni di lavoro entro sabato 9, altrimenti stop al servizio e migliaia di rubinetti a secco. Davide Sarto. La tregua è finita e adesso il rischio è concreto. Cisterne vuote e rubinetti a secco. Gli autotrasportatori di acqua potabile della provincia di Agrigento rompono il silenzio e lanciano l'allarme. Servono ogni giorno città come Agrigento, Canicattì, Favara, Sciacca e Licata e parlano di una situazione ormai al limite. Al centro dello scontro la scadenza della convenzione con AICA fissata per il 9 maggio. Una data che preoccupa e che potrebbe cambiare tutto. Gli autobottisti rivendicano il loro ruolo. Per anni hanno garantito acqua a famiglie, scuole e ospedali, anche nei momenti più difficili, sempre presenti anche quando i pagamenti tardavano, e con una ferita ancora aperta, i debiti mai saldati lasciati da Girgenti Acque. Oggi però cresce la tensione. Denunciano mancanza di chiarezza sulle nuove condizioni del servizio. AICA annuncia la chiusura dei punti di carico per chi non aderisce al nuovo elenco, ma dicono senza spiegare come e a quali condizioni lavorare. Il timore è forte: perdere autonomia e diritti senza garanzie. E allora parte l'ultimatum. Gli autotrasportatori chiedono trasparenza per scegliere liberamente, anche a costo di fermarsi. Uno scenario pesante, perché senza autobotti migliaia di famiglie rischiano di rimanere senza acqua. Adesso una pausa, tra poco il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Palermo chiude il campionato al Barbera, quindi in casa, con una vittoria in rimonta. Ha battuto 3-2 il Catanzaro nell'ultima gara casalinga della stagione regolare. La squadra di Pippo Inzaghi ottiene altri 3 punti, confermando uno straordinario ruolo interno di marcia. Marco Gullà. Un primo maggio di gol e occasioni al Barbera, il Palermo vince 3-2, un match che per la classifica contava ben poco. I rosanero fanno comunque un pieno di entusiasmo in vista dei playoff e chissà che sia proprio il Catanzaro l'avversario dei siciliani in semifinale. Dopo 3 minuti Catanzaro avanti, clamoroso errore di Magnani che sbaglia il retropassaggio e serve involontariamente Pittarello. L'attaccante solo davanti a Joronen non sbaglia e trova il gol. Il Palermo però reagisce al 15°, trova il pareggio, ranocchia per Jonsen che da posizione ravvicinata non sbaglia. 1-1. Partita divertente, frizzante, le occasioni non mancano. Catanzaro che passa ancora una volta in vantaggio con Pittarello che approfitta di una nuova ingenuità da parte della difesa rosanero. È 2-1. Ripresa, il cliché è sempre lo stesso, gara divertente. Il Palermo trova il pareggio al 54°. Grande azione di Jonsen che ci crede, va al tiro e se lo vede respinto sulla linea di porta. Ribattuta sfortunata in rete di Nuamà, 2-2. Poi Joronen su Pittarello, salva il rosanero. Occasioni da una parte e dall'altra. Il Palermo si divora intanto il vantaggio. Nei minuti finali però mano di Frosinini in aria. Dopo il consulto al VAR l'arbitro decide che è calcio di rigore. Poi Ampalo dal dischietto è implacabile. 3-2. Finisce così. Il Palermo chiuderà la regular season venerdì prossimo a Venezia. La missione Serie B del Catania, che si prepara alla lotteria dei playoff, il 14 maggio conoscerà il nome del suo avversario. Intanto Toscano spera di recuperare gli infortunati, come ci racconta Tonino De Mana. Il 14 maggio il Catania conoscerà il suo avversario, il 17 lo affronterà in trasferta. 3 giorni dopo lo riceverà al Massimino con l'obiettivo di passare il turno per alimentare il sogno promozione. Nell'attesa il tecnico Mimmo Toscano spera che l'infermeria si svuoti il più possibile per avere più frecce all'arco in vista della lotteria dei playoff. 3 settimane separano i rossazzurri dagli spareggi e c'è chi scalpita per ritrovare un'ottimale condizione di forma. È il caso di Cicerelli che dopo un lungo stop per infortunio cercherà di farsi trovare pronto consegnando a Toscano un elemento di sicuro affidamento sulla tre quarti. Un altro giocatore da recuperare è sicuramente Casasola, fermo ai box per un problema al bicipite femorale. L'argentino sta lavorando con cautela, seguito dallo staff medico. Il suo ritorno, l'obiettivo è il 20 maggio, sarà fondamentale per dare dinamismo alle fasce. Sulla via del pieno recupero sono invece Donnarumma e Miceli, che hanno saltato la trasferta di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 solo per precauzione. Tempi più lunghi per Corbari, atteso in campo per le eventuali semifinali, e Rolfini, quest'ultimo in fase
di lenta ripresa. Da valutare infine le condizioni di Lunetta, jolly prezioso e capace di mettere a referto ben 9 reti. Il Catania, secondo in classifica, come detto, inizierà dal secondo turno della fase nazionale. Da testa di serie la squadra etnea non potrà affrontare le seconde classificate degli altri gironi, Union Brescia e Ascoli, né la migliore terza, il Ravenna, se supererà il primo turno nazionale, in alternativa Salernitana e Renate. Per approdare in semifinale basteranno 2 pareggi o una vittoria ed una sconfitta con identica differenza reti, visto che il Catania potrà contare sull'indubbio vantaggio del miglior piazzamento nella stagione regolare. Ancora una pausa, ci troviamo tra pochissimo. Torniamo in studio, non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione di TG Sicilia, dunque è tutto. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.